ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Il protagonista di oggi è il Pizzo 30 3594. Ci troviamo in Lombardia, provincia di Sondrio. Sono le Alpi Retiche del gruppo Ortles Cevedale. Noi faremo appunto il Pizzo 30 che è una delle 13 cime. Iniziamo una alla volta e poi man mano faremo tutte e 13. Siamo partiti dal rifugio Berni, siamo a poco meno di 2600 metri. Ora prendiamo il sentiero verso il Ponte dell'Amicizia, da qui mezz'oretta, e la nostra meta al momento è coperta dalle nuvole. Lo scenario è grandioso, uno spettacolo davvero. Qui dietro le mie spalle c'è il ghiacciaio o la vedrete del Dosebou. Lasciamo gli ultimi pendi erbosi per addentrarci nello sfasciume di pietre e saliamo ancora per prendere quota. Questa bellissima piramide che si vede entrando a Santa Caterina Valfurva ci aveva particolarmente affascinato un mese e mezzo fa, quando abbiamo tentato di fare il Grand Zebrou, e quindi eccoci qua. Uno dei piccoli laghetti alpini, spettacolo. Dunque, qua sopra abbiamo il bivacco Seveso, quel puntino rosso, 3398. La cresta del bivacco continua fino alla cima, oppure si può stare un po' più sotto. Adesso noi valutiamo cosa fare. Dietro le mie spalle abbiamo la vedretta del picco di Pedranzini. Sopra qua iniziamo a vedere il Pizzo 30. Niente, abbiamo deciso di non salire al bivacco, anche se è qui sopra, e di proseguire invece al lato del ghiacciaio. E dopo 12 km e 1000 metri di dislivello abbiamo trovato il ghiaccio, i ghiaccioli. E dopo questa bella cresta immersi nella nebbia vi presento il Pizzo 30 3594. La croce è tutta ghiacciata ed è meravigliosa secondo me. Peccato per il bellissimo panorama che abbiamo attorno, non mi importa, una grande soddisfazione essere arrivati qui. Il Pizzo 30 fa parte della famosa traversata delle 13 cime. Può essere la prima o l'ultima del giro, dipende da dove si prende. Scendendo dal Pizzo 30 abbiamo deciso di salire anche a bivacco, giusto per vedere un po' il panorama da qua, se magari si apre. Siamo saliti anche a bivacco Seveso, 3450 circa, e niente, io vi ringrazio di essere stati con noi anche in questo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale così potete seguire le prossime avventure, e niente, un abbraccio, alla prossima, ciao ciao. Siamo quasi arrivati al Ponte dell'Amicizia, il che significa che mezz'oretta neanche siamo al rifugio Berni. Come vedete c'è il sole.
Scherzi a parte, io sono comunque contenta di aver fatto questo grandioso giro, anche con la nebbia, non importa, di aver raggiunto la cima del Pizzo Tresero, perché era da un po' che l'avevamo visto. Il tragitto, il percorso è molto interessante perché da pendii erbosi si passa alle morene del ghiacciaio, poi si sale su pietraie e la cresta finale è davvero molto interessante. Ecco, sono proprio felice.